Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi continueremo la nostra avventura qui, a Spoon Island, la nostra fantastica cittadina di Puerto Pollo. Ci ritroviamo precisamente nella nostra zona ad alta densità, dove diversi grattacieli sono riusciti a prendere piede nella nostra fantastica cittadina. Date un'occhiata alle nuove costruzioni, come appunto risplendono a questo fantastico sole delle 7 di sera. Probabilmente sarà una bella seratina d'estate. Infatti troviamo anche diverse piscine nei nuovi appartamenti ad alta densità, molto lussuosi, che si ritrovano appunto nella nuova zona che è stata appena adesso completata. Come potete vedere sono riuscito ad aggiungere diversi giardini urbano con sculture, soprattutto anche diverse piazzette, come dire, formali, che permetteranno quindi lo sviluppo di una nuova classe di popolazione. Certamente sono riuscito a raggiungere i 153.000 abitanti, potete vedere un netto rialzo della nostra popolazione, soprattutto l'incremento demografico della nostra popolazione grazie ai nuovi quartieri ad alta densità ci ha permesso di raggiungere circa 150.000 abitanti e un surplus finanziario di 1.600 monetine. Allora, abbiamo diversi problemi da fronteggiare quest'oggi. Innanzitutto abbiamo un problema principale, ovvero la pompa per l'acqua si sta seccando. Vi ricordate l'impianto appunto di pompaggio d'acqua che avevamo posizionato in prossimità delle nostre industrie? Beh, mi sa che l'acqua nel sottosuolo sta per terminare, abbiamo diverse zone ovviamente quasi, anzi completamente secche, quindi io coglierei il vostro consiglio di posizionare la nostra pompa dell'acqua appunto vicino al nostro impianto di depurazione delle acque reflue, solo che vi è un piccolo problema. Come potete ben vedere abbiamo appunto il nostro magazzino commerciale colmo di merci che ovviamente impedisce alla nostra zona di pompaggio un corretto funzionamento. Allora, visto che da questa parte abbiamo la torre TV che ovviamente accetta merci, io direi di spostare il nostro magazzino commerciale per far spazio ovviamente alla nostra zona da un'altra parte, quindi vediamo di collocare lo stesso magazzino con gli stessi posti merci dall'altra parte. Allora, vediamo un po' se possiamo risolvere questo piccolo problema, vediamo se possiamo guadagnare qualcosa da questa parte. Potrebbe essere un'idea posizionarla appunto da queste parti, dove ovviamente non è possibile sviluppare altre abitazioni, perché ovviamente non vi è abbastanza spazio per aumentare la densità. Vediamo se possiamo posizionarla appunto qui intorno. Le industrie non vorrei sacrificarle, è meglio sacrificare, come dire, qualche piccola abitazione. Vediamo di metterla appunto qui, anche perché questa, come dire, è una zona a bassa densità e una particolare infrastruttura del genere non creerà problemi. Vediamo un po' se è vero. Perfetto. Ok, vediamo di aggiungere delle particolari zone per la consegna delle merci. Vediamo un po' di aggiungerle appunto da questa parte. Molto bene, ne aggiungiamo ben 4 per evitare dei particolari problemi. La popolazione è stata ridotta di circa, come potete ben vedere, 8.000 persone, però ovviamente con i guadagni che otterremo, soprattutto con il problema dell'acqua che deve essere certamente eliminato, ci guadagneremo in tempo e soprattutto in denaro. Allora, eliminiamo questa piccola fabbrica che è stata destinata al fallimento ovviamente per i posti di consegna limitati, e vediamo di modificare l'assetto della nostra cittadina. Allora, il nostro magazzino commerciale vediamo di eliminarlo. Ho messo un attimino in pausa perché la mancanza d'acqua di ben 13,2 kg potrebbe davvero creare dei problemi. Come potete vedere già la sto acquistando da qualcuno, però è meglio mettersi in proprio. Allora, vediamo se possiamo aggiungere qualcosa da queste parti. Abbiamo, guardate quanti kilolitri che ci sono disponibili. Allora, vediamo un po' quanto va a costare. 44.000 dollari, benissimo. Allora, aggiungiamola appunto da questa parte. Potete vedere che ci siamo ripresi nettamente, però vediamo di posizionare più taniche di pompaggio possibili. Vediamo un po' da questa parte, andremo ad inquinare forse un po' la nostra acqua, vediamo se è vero. Forse l'inquinamento aumenterà leggermente, però adesso vedremo, magari più avanti. Ok, penso che 4 taniche possono andare abbastanza bene. Adesso vediamo di eliminare direttamente la nostra stazione di pompaggio, che verrà sostituita con delle residenze per aumentare ovviamente il numero di cittadini. Ok, perfetto, vediamo come va adesso, se riusciamo a entrare nuovamente nel limite disponibile. Ben 110 kilolitri disponibili. Perfetto, aggiungiamo nuovamente delle residenze da questa parte per rinnovare ovviamente il nostro apparato della nostra popolazione. Allora, io direi, perfetto, abbiamo le acque reflue che hanno dei particolari problemi, e visto che ci sono 190 kg disponibili dalla nostra regione, io direi di comprarli. Già stiamo comprando delle particolari acque reflue dai nostri cari vicini, e io direi di comprarle anche da Wonderland City, in modo tale da essere sempre, come dire, sulla cresta dell'onda per quanto riguarda questo problema, perché come potete ben vedere la nostra zona è abbastanza limitata, non possiamo andare ad aggiungere particolari zone per la depurazione, quindi così può andare abbastanza bene. Colgo il vostro consiglio e soprattutto sono felice che con questa particolare strategia non ci saranno più problemi inerenti all'acqua. Se per caso ci dovesse essere qualche problema inerente alla contaminazione dell'acqua, posizioneremo un bel filtro appunto per ripulire il tutto. Allora, perfetto, possiamo avanzare, vediamo come sta andando.
Ok, vediamo se procede tutto nella maniera migliore per quanto riguarda l'acqua. Allora, abbiamo un surplus per adesso nelle nostre taniche, ovviamente questo è un bene. Perfetto. Allora, come mi avete fatto notare nei video precedenti, anzi, prima di affrontare questo problema, ovviamente il problema degli incendi, voglio farvi vedere come sta appunto come stanno messe le nostre finanze. Allora, procediamo. Attenzione, qua c'è qualcosa. Filma un incendio, degli invitati speciali, viene dalla regione, probabilmente c'è un incendio di materiali tossici. Eccolo qui, eccolo qua, incendio da materiali tossici. Il nostro mezzo NBCR sta intervenendo direttamente per fermare il problema al laboratorio. Allora, vediamo di capire quello che sta succedendo. Avanziamo piano piano verso la nostra Main Street. Intanto diamo un'occhiata alle nostre fantastiche case. Come va, ragazzi? Voi dell'elicottero, tutto a posto? Fatemi passare, non sbattete contro la telecamera che devo andare avanti. Bene, allora, vediamo di continuare. Potete vedere le grandi residenze, i grandi negozietti che siamo riusciti a edificare da questa parte. Un 78% dell'approvazione è fondamentale per continuare ad andare avanti. Però la criminalità è preoccupante e sicuramente dobbiamo riuscire ad eliminare questo problema sia degli incendi che della criminalità che continuamente affliggono il nostro paese. Vediamo di procedere verso la strada ovviamente petrolifera che ci condurrà direttamente alla zona dei processori. Diamo un'occhiata alla nostra sinistra. Finalmente sono riuscito ad aprire la nostra fabbrica di elettronica di consumo tramite certamente l'aumento delle persone ad alto reddito appunto nella nostra zona superiore. Sicuramente abbiamo una grande quantità di processori e di casse di plastica che sono accettate per lavorare le televisioni e sicuramente esportarle all'interno del nostro deposito commerciale. Ho sostituito una piccola zona appunto per la raccolta di plastica con il deposito per le televisioni in modo tale da esportarli molto ma molto velocemente. Ancora il nostro magazzino commerciale è chiuso e non ho ancora deciso se distruggerlo oppure lasciarlo in queste condizioni. Adesso vedremo. Allora, bene, dopo avervi fatto vedere questi particolari incassi nell'ultimo mese di $548.000, vediamo di capire cosa succede. Allora, la nostra fabbrica di processori riceve direttamente le leghe importate dall'estero, abbiamo 70 tonnellate di leghe, produce ovviamente processori insieme alla plastica che otteniamo tramite la fusione del petrolio e le invia direttamente alla nostra fabbrica di elettronica di consumo che porta direttamente le casse di televisione al nostro deposito commerciale. Allora, un'idea fondamentale sarebbe quella di aumentare, come dire, la capacità di produzione di televisioni con altre 2 catene di montaggio. Ovviamente andremo ad aumentare il nostro costo, il nostro budget orario, ma sicuramente sarà una scelta fondamentale. Posizioniamo una prima zona per la catena di montaggio e anche una seconda da questa parte. Aggiungiamo un altro piccolo camioncino per l'esportazione e sicuramente potete ben vedere che i nostri guadagni sono andati sotto di circa 500 monetine, sicuramente perché ovviamente le industrie ad alta densità che ritroviamo nella nostra cittadina sono state limitate al 9%. Se riportassimo ovviamente la nostra capacità al 10% vedremo di guadagnare e di tornare in attivo, però meglio farle sviluppare nella maniera migliore. Cancelliamo questo piccolo edificio abbandonato per incendi e torniamo al problema dell'acqua. La pompa d'acqua è secca, mi sa che ci sono altre pompe dell'acqua secche. Vediamo un po' cosa sta succedendo da queste parti. Anzi no, l'acqua, vediamo cosa succede, la pompa si sta facendo secca. Vediamo un po', forse ci sono dei problemi. Ecco, non con l'acqua secca, dei problemi di contaminazione. Vediamo un po', e infatti questa è una zona interamente contaminata, quindi dobbiamo sostituire la pompa dell'acqua base. Potete vedere che già sta aumentando il livello dell'inquinamento. Cerchiamo di sostituirle con qualcosa di diverso, come per esempio appunto la nostra tanica, la pompa di filtraggio. Allora, vediamo di metterne ben 2. Mi sa che i posti ci sono, ovviamente occuperanno lo stesso spazio. Vediamo se è vero. Avanti ragazzi, maledizione, mi sa che lo spazio non basta. Dobbiamo calcolare qualcosa di meglio. Allora, vediamo di stoppare un attimino come dire, il nostro tempo, così ovviamente l'acqua continua a essere normale, abbiamo una contaminazione bassa. Vediamo di cambiare ovviamente il nostro impianto delle acque reflue. Possiamo sostituire questa piccola tanica di filtraggio appunto da questa parte. Vediamo se possiamo, ok, perfetto, mi sa che possiamo ancora rimanere perché ci sono grandi possibilità dalle altre parti e vediamo adesso di posizionarle in maniera migliore. Non credevo che occupassero più spazio le nostre taniche appunto di filtraggio. Vediamo di eliminare questa piccola zona, ok, vediamo come sta andando, vediamo se possiamo posizionarla da queste parti. Ok, qui già c'è una prima zona di produzione. Molto bene. Allora, io direi, visto che ci sono queste condizioni, di eliminare un attimino la nostra torre TV e portarla dall'altra parte. Vediamo un po' quanto potrebbe essere una spesa abbastanza grossa, però potremmo eliminare definitivamente il problema della nostra acqua. Ok, possiamo portare direttamente la nostra torre TV dall'altra parte. Diamo un'occhiata direttamente al nostro grafico, eccolo qui, dove si ritrova la torre TV. Vediamo quanto andremo a spendere, vediamo se la ritroviamo. Eccola qua, $120.000 con un costo orario abbastanza elevato. Anzi, la possiamo portare da questa parte
parte, vicino alla nostra stazione di polizia, in modo tale che risolviamo tutti i problemi. Ok, la nostra torre TV, ragazzi, mi sa che la dobbiamo buttare giù, maledizione. Portiamola immediatamente dall'altra parte, meno male che abbiamo un bel po' di soldini per effettuare il tutto. Purtroppo queste cose vanno fatte, maledizione. Allora, la nostra torre TV, eccola qui, perfetto, portiamola immediatamente vicino alla nostra polizia, così non ci saranno problemini. Ok, e adesso vediamo di utilizzare tutto lo spazio disponibile appunto per la nostra pompa dell'acqua. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Eccola qui. Ok, vediamo se possiamo posizionarla nella maniera adeguata. Allora, qua può andare abbastanza bene. Vediamo se possiamo posizionarla da questa parte dove l'acqua è pulita, in modo tale da farci strada in maniera concreta. Allora, vediamo un po'. Qui già possiamo aggiungere una prima pompa che non ci creerà alcun problema. Già possiamo iniziare a posizionare le nostre taniche. Vediamo da questa parte, perfetto. Vediamo se possiamo aggiungere una pompa di filtraggio. Eccola qui, proprio da questa parte. Vediamo adesso come sta andando. Allora, siamo riusciti a guadagnare qualcosa. Vediamo di aumentare la nostra velocità. Perfetto. Se casomai ci fosse qualche altro problema, vedremo di posizionare un'altra bella pompa proprio qui, che ovviamente l'acqua non è contaminata. Molto bene, dopo aver effettuato tutto questo, vediamo di continuare verso la nostra strada. Mi sa che possiamo eliminare questa piccola fabbrica da questa parte, ok, che creerebbe solo particolari problemi all'inquinamento del suolo. Perfetto, vediamo di rimanere in queste condizioni. Allora, il nostro impianto di depurazione è appunto vicino alla nostra stazione di pompaggio dell'acqua. Stiamo smaltendo abbastanza acque reflue, vediamo di aggiungere un'altra pompa da questa parte, così ci ritroviamo nuovamente in auge. Allora, scusate per il piccolo problemino, solo che non mi ero reso conto quanto spazio occupasse ovviamente la nostra zona, la pompa di filtraggio. Potete vedere che la contaminazione dell'acqua per adesso è bassa, perché ovviamente la zona è completamente pulita. Perfetto, 156.000 abitanti, ci stiamo dirigendo quindi verso il massimo delle nostre possibilità. Ancora ci ritroviamo chiusi in cercasi di personale per quanto riguarda la torre TV, occorrerà qualche attimo per accogliere cittadini. Perfetto, da questa parte possiamo collocare anche altre industrie. Perfetto, ok. Molto bene, probabilmente abbiamo perso i 50 seguaci che vi erano disponibili e sicuramente la nostra popolazione è triste appunto per il posizionamento della nostra torre TV, ma io credo che in queste condizioni c'è qualcosa da fare. Possiamo collocare il nostro maniero di Maxis, magari aumentando la nostra tassazione al 10% e collocare finalmente il sogno di tutti i cittadini, ovvero colui che li salverà dalle intemperie, dalle tempeste, da tutto ciò che quindi potrebbe causare particolari problemi. Allora, vediamo un po' dove ritroviamo la maggiore criminalità nella nostra cittadina. Questa è una zona ovviamente molto frequentata dai criminali, quindi vediamo adesso di collocare il nostro maniero di Maxis vicino alla zona appunto commerciale, che si ritrova appunto da questa parte. Ecco, anzi, qui ci sono delle zone ovviamente residenziali, la criminalità è in aumento. Maxis Man lo mettiamo appunto da questa parte, che non crea alcun problema. Perfetto, eccolo qua finalmente il nostro caro ragazzone Maxis Maniero, finalmente eccolo qui, addirittura ha la possibilità di guarire le persone. Come potete ben vedere, le attività richiedono dei particolari soldini, però possono aiutare l'intera comunità. Come mi avete consigliato, il maniero di Maxis potrebbe essere come dire, abbastanza idoneo appunto per le nostre come dire, per i nostri eventi che stanno per adesso accadendo in città. La nostra torre TV per adesso sta cercando personale, per adesso possiamo lasciar perdere questo settore. Come va con l'acqua? Ok, abbiamo risolto tutti i problemi inerenti a questo fatto. Vediamo adesso di riprenderci con i nostri soldini, che ne abbiamo persi parecchio. Vediamo un po' come sta andando. Televisioni come ne stiamo producendo? Ben 8.000 casse al giorno, quindi da questa parte ne andremo a produrre abbastanza. Perfetto, abbiamo anche diversi processori conservati. Ok, possiamo procedere. Allora, vi dicevo che abbiamo dei particolari problemi per quanto riguarda ovviamente la nostra. Anzi, prima di dirigerci nei nostri problemi ovviamente degli incendi, vi faccio vedere come sono riuscito a guadagnare dei particolari soldini con la sanità. Vi ricordate che avevamo posizionato ben 2 cliniche, ovvero come dire, disperse all'interno della nostra cittadina? Spendevano circa 3.000 dollari orari. Adesso sono riuscito a collocare un unico centro ospedaliero che va ad accogliere tutti i cittadini che si ritrovano all'interno, con un maggiore tempo di risposta e soprattutto con una grande capacità di intervento dovuta alle nostre ambulanze. Eccolo qui, io direi di aggiungere anche un'ultima ambulanza che costa ben 400 dollari l'ora, però è fondamentale per mantenere la nostra sanità al massimo delle opportunità. Addirittura possiamo collocare un centro chirurgico, ovvero un eccellente centro chirurgico che permetterà quindi il recupero del sim malato in una maniera davvero rapidissima. Sicuramente i furgoni della salute non andrò a posizionarli, perché ovviamente le nostre industrie con questo livello tecnologico andranno ad inquinare le strade meno del previsto. Vediamo cosa succede al governo. Allora, gli edifici del governo sono chiusi per carenza d'acqua. Mi sa che sta arrivando, ragazzi. Ecco che arrivano le nuove quantità d'acqua direttamente da voi. Qui abbiamo delle zone completamente pulite per la produzione della nostra acqua. Addirittura qui ci sono altre zone appunto delle piccole pompe di pompaggio, e soprattutto sono fondamentali. Ecco che arriva l'acqua, ragazzi, state calmi. Ecco che vi arriva. Vediamo di aumentare la velocità per velocizzare appunto il nostro processo di dispersione
dispersione d'acqua. Bene, allora, vediamo come sta andando. Sicuramente 160.000 abitanti sono quasi un record, stiamo andando davvero molto ma molto bene. Speriamo che l'acqua venga distribuita nella maniera migliore. Allora, ecco che vi sta arrivando, ragazzi, state calmi, vediamo se un po' se possiamo farla arrivare in maniera costante. Allora, mi sa che la zona non è collegata, vediamo un po'. Molto bene, ragazzi, occorreva solo qualche attimo prima che l'acqua arrivasse nelle nostre, come dire, abitazioni. Infatti mi ero domandato, forse non avevo collocato nella maniera migliore le nostre pompe appunto di raccolta d'acqua. Invece sta andando tutto alla grande, siamo riusciti anche a ottenere un grande vantaggio perché sono riuscito ad aggiungere qualche altra bella stazione appunto vicino alla nostra stazione ferroviaria. Benissimo, 170.000 abitanti circa, diamo un'occhiata a un primo incendio in città, all'ultimo piano, maledizione, vediamo cosa succede, al fuoco, maledizione, mi sa che ci sono particolari problemi in questa zona. Vediamo un po' se riusciamo a far arrivare direttamente un bel camioncino dei pompieri. Infatti i pompieri sono uno dei principali problemi che ci affliggono continuamente nella nostra cittadina. Infatti, come potete vedere, stanno intervenendo tutti i camioncini, però abbiamo dei particolari problemi perché ovviamente non si riesce a raggiungere le nostre abitazioni in tempo. Quindi vediamo di migliorare la nostra stazione appunto dei pompieri. Aggiungiamo un altro bel garage in modo tale da velocizzare tutte le operazioni. Perfetto, perché come mi avete fatto notare, questi incendi continuano a distruggere la nostra cittadina e a farci perdere tempo, denaro e soprattutto sviluppo per la nostra cittadina. Allora, vediamo di aumentare soprattutto le capacità per spegnere gli incendi. Abbiamo ben 3 camioncini dei pompieri, perfetto, sta andando tutta alla grande. L'ufficio del comandante dei vigili del fuoco se la cava abbastanza bene. Io direi magari nel momento in cui riuscissimo a guadagnare qualche altro abitante di collocare il nostro garage per i mezzi NBCR. Ok, visto che adesso i problemi con l'acqua e con i pompieri riusciamo a gestirli nella maniera migliore, non abbiamo nessun incendio, ovviamente nessun edificio bruciato al giorno, vediamo cosa succede con la sanità. Molti problemi di salute, vediamo un po' che cosa succede. Non abbiamo nessun morto al giorno, vediamo cosa dice la nostra nota. Ci sono molti sim malati o feriti, dovresti espandere il tuo centro ospedaliero, stiamo per arrivare al massimo delle possibilità. Magari vedremo di aggiungere una piccola zona, come dire, per una piccola ala ospedaliera con camere per pazienti, magari vedremo più avanti. Però uno dei principali problemi appunto è il crimine. Adesso che la torre TV non ha avuto più seguaci, potete vedere che è diminuito in maniera proprio rapidissima. Però adesso nel momento in cui torneranno vedremo un po' dei particolari problemi che continueranno ad affliggere la nostra cittadina. Allora, per adesso vediamo di rimanere in queste condizioni. Andiamo un attimino nel nostro centro di Maxis, lanciamo Maxis Man alla raccolta di feriti in modo tale da guarire e lenire le ferite dei nostri cari cittadini per fargli guadagnare reputazione. Vi ricordo che il maniero di Maxis è molto importante perché ovviamente nel momento in cui verranno guadagnati dei punti di reputazione, il nostro caro Maxis Man guadagnerà delle particolari abilità e soprattutto dei gadget importanti come la pista d'atterraggio, il garage per la turbo machine, e questi ovviamente ci aiuteranno a sconfiggere il crimine e a salvarci da particolari disastri. Quindi è importante mandare il nostro Maxis Man ogni volta che c'è la possibilità. Adesso ovviamente è in pattuglia e ovviamente sta cercando di evitare dei particolari problemi nella cittadina. Bene, vediamo cosa sta succedendo invece alla grande opera. C'è qualcosa che ci segnala qualcosa di importante. Vediamo che cosa sta accadendo alla nostra grande opera. Ci sono 870 tonnellate di metallo disponibili, ovviamente ne mancherà circa la metà, quindi ragazzi dateci dentro, magari se riuscirò a sistemarmi ancora meglio con le nostre entrate, abbiamo 1 milione di transazioni mensili, vedrò di acquistare un po' di metallo e inviarlo io stesso. Comunque coloro che hanno disponibile tanto metallo, inviatelo ragazzi, mi raccomando, abbiamo bisogno di tantissimo metallo per completare la grande opera, questa volta voglio finirla in maniera rapidissima. Allora, vediamo, torniamo immediatamente nella nostra cittadina e vediamo quello che sta accadendo. Allora, sicuramente gli incendi e anche, come dire, le nostre pattuglie della polizia riescono, anzi, come dire, i crimini e soprattutto anche gli incendi vengono eliminati molto più rapidamente grazie anche al nostro traffico che è stato diminuito, grazie appunto all'attesa diminuita, grazie ovviamente alla nostra grande stazione degli autobus. Bene, vediamo di capire più o meno come sta andando. Aumentiamo la nostra velocità, vediamo se ci sono forse dei problemi alla nostra trivellazione, vediamo cosa succede. Il deposito è pieno, maledizione, abbiamo tantissimo petrolio disponibile, le leghe mi sa che stanno per terminare, guardate quanti processori che abbiamo disponibili. Vediamo se abbiamo delle televisioni qua appunto in cassa. Mi sa che dobbiamo velocizzare questo processo, abbiamo davvero tantissime opportunità di miglioria. Allora, eliminiamo questo piccolo magazzino commerciale perché ovviamente non ci servirà più in queste zone di raccolta televisioni, visto che abbiamo già 10.000 posti liberi. Allora, vediamo quello che possiamo creare in questa zona. Allora, intanto vediamo di capire quello che succede con l'educazione. Allora, abbiamo la nostra università che ha raggiunto, come dire, il 4º miglioramento. Ecco qua, gli studenti al di fuori della facoltà di scienze, mamma mia, eccoli qua, vediamo quello che combinano. Siamo riusciti a raggiungere davvero
davvero una grande quantità di studenti, circa 5.000 studenti, e le aule. Bene, come potete ben vedere sono riuscito ad eliminare il nostro piccolo magazzino commerciale, perché sicuramente questa parte di mappa creava dei particolari problemi. Invece l'ho posizionato proprio vicino alle nostre industrie per facilitare ovviamente l'utilizzo delle nostre risorse. Allora, avevo intenzione di eliminare una particolare industria appunto da questa parte, proprio per costruire una particolare centrale di riciclaggio, per mettermi in proprio per quanto riguarda le leghe stesse. Adesso che con la nostra università a livello 4 siamo riusciti a raggiungere una particolare educazione, vedremo adesso di rinnovare la nostra sezione ovviamente del riciclaggio ed eliminare quindi la nostra vecchia discarica. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Innanzitutto vediamo di aumentare la velocità e capire più o meno cosa sta succedendo. Allora, abbiamo tantissime televisioni che stanno per essere prodotte, vediamo se abbiamo ottenuto particolari guadagni negli ultimi mesi. Abbiamo venduto, guardate un po', 128.000, due particolari treni di 128.000 dollari, davvero una grande quantità di denaro continua ad affluire nelle nostre casse, però abbiamo dei particolari problemi con ovviamente il bilancio, ma 1.000 soldini al giorno per un mese ovviamente non sono niente in confronto a quello che guadagniamo. Quindi vediamo di concentrarci adesso sulla nostra produzione di leghe per renderci un po' indipendenti dall'esterno, visto che adesso stanno terminando nuovamente. Allora, vediamo un po', collochiamo direttamente la nostra zona, vediamo di capire più o meno dove possiamo farlo. Allora, vediamo, questa parte potrebbe essere abbastanza idonea, vediamo un po', addirittura, solo che ovviamente la centrale di riciclaggio potrebbe far scontento qualche sim, quindi in questa zona potrebbe essere abbastanza innocua. Bene, 111.000 dollari appunto per la nostra centrale di riciclaggio, anche un costo orario abbastanza elevato di 700 monetine, però importantissimo per la nostra produzione di leghe. Allora, la plastica possiamo direttamente eliminarla e fornire ovviamente una zona, appunto una catena di addirittura possiamo... mi è venuta una piccola idea. Abbiamo anche una catena di riciclaggio del metallo. Io direi di collocare, allora, visto che le leghe ancora non sono un problema, possiamo contribuire noi stessi anche alla grande opera. Allora, collochiamo due zone appunto per la produzione di leghe, eccole qui, e anche due zone per la produzione di... dannazione che qua i costi iniziano un pochino a traballare, ma visto che ancora va molto bene per quanto riguarda le nostre transazioni mensili, vediamo di esagerare un pochettino. Ok, perfetto. Questo, ragazzi, ricordate, è la nostra fonte di spese. Questi 3.000 dollari che potete ben vedere da questa parte sono ovviamente spesi direttamente nella nostra centrale di riciclaggio, quindi non preoccupatevi, perché date un'occhiata, abbiamo un'entrata mensile davvero enorme. Se consideriamo questi soldi che ovviamente vengono tolti al nostro budget, potete vedere il tuo budget orario è in rosso, ma gli investimenti della tua città ovviamente danno i loro frutti, quindi non possono essere ritenuti dei problemi. Se più avanti vediamo che possono causare danni alla nostra città, elimineremo qualche zona. Allora, garage per camion dei riciclaggi sono importantissimi per raccogliere sicuramente i rifiuti nella nostra città, aumentando sicuramente la percentuale di raccolta. Allora, vediamo di aumentare le nostre capacità di raccolta, vediamo di aggiungerne diversi e soprattutto aggiungiamo anche qualche piccolo camioncino per distribuire i materiali riciclati nella città. Allora, visto che abbiamo aggiunto delle zone appunto di raccolta del metallo, in questa piccola zona, nel nostro piccolo magazzino commerciale, aggiungiamo, come dire, appunto un'unica zona appunto della raccolta del metallo. Non credo che ce ne sarà abbastanza, quindi vediamo un po' di posizionare un'unica zona al prezzo quindi di 15 dollari l'ora, e tutto il metallo che andremo a produrre con la nostra piccola zona di riciclaggio lo invieremo direttamente al nostro aeroporto internazionale, in modo tale da contribuire direttamente. Allora, 4.000 dollari in meno, potrei anche aumentare le tasse della nostra popolazione a basso reddito per essere, come dire, un pochino in auge. Perfetto, non si sta lamentando nessuno, molto bene. Allora, vediamo cosa succede. Allora, abbiamo addirittura una nuova missione: invia 2.000 tonnellate di metallo all'aeroporto per completare l'opera, e certamente ci riusciremo. Allora, vediamo cosa succede. 9 morti al giorno, maledizione, mi sa che ci sono problemi. Allora, vediamo un po'. Fino a un momento fa la situazione andava molto bene, potete vedere un problema dietro l'altro. La sala d'attesa non deve avere nessuna persona, perché anche a me è sempre, come dire, mi è sempre seccato rimanere in attesa agli ospedali, e quindi vediamo un po' di aggiungere un'altra bella zona per operare le persone contemporaneamente. Prezzo orario 1.400, aia, è una vera e propria mazzata in testa, però per i nostri cittadini questo è altro. Vediamo di posizionarla all'ultimo piano. Ok, i morti al giorno devono diminuire in maniera rapidissima, ragazzi. Aumentiamo la nostra velocità. Ok, certamente, ragazzi, una delle mie migliori città mai create. Certamente sbagliando si impara. Tutti gli errori che ho effettuato nelle città precedenti non li ho effettuati in questa. Ovviamente questa è una città incentrata certamente sul petrolio. Fatemi sapere, ragazzi, se avete voglia di vedere magari un'altra città, visto che questa ormai ha raggiunto quasi la capacità massima. Adesso voglio completare certamente la grande opera, però davvero è divertentissimo poter creare con la propria fantasia delle città che hanno un aspetto diverso l'una dall'altra. Infatti nessuna città che andrete a creare sarà uguale alla precedente, e sicuramente ovviamente col vostro appoggio vedrò di andare avanti con un'altra avventura sempre in SimCity, sempre se vi farà
piacere, magari mi fate sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento al di sotto di questo gameplay, per organizzare quindi una nuova cittadina, una nuova regione per accogliere sempre nuovi giocatori, che davvero questa volta, ragazzi, siete stati tantissimi anche nelle città precedenti, però questa volta sono riuscito a far combaciare nella stessa regione di Puerto Pollo diverse persone, ovvero 16 persone diverse, non vi sono città doppie come ovviamente vi erano nelle altre città. Allora fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete intenzione di vedere quindi una nuova cittadina magari incentrata sulla popolazione, qualcosa che non abbiamo fatto, oppure magari mi inventerò qualcosa io in questi giorni, magari qualcosa di diverso, e sicuramente vedrò di creare una nuova grande opera. Stiamo contribuendo adesso col metallo, voglio vedere sicuramente l'aeroporto internazionale finito, per vedere soprattutto i vantaggi che ci saranno, ma sicuramente nella prossima campagna voglio costruire l'arcologia. Sicuramente sarà una delle mie aspettative, uno dei miei obiettivi principali. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di una nuova campagna, ragazzi. Una nuova avventura qui in single player, o anche in multiplayer qui le nostre industrie non si stanno lamentando per quanto riguarda ovviamente le tasse. Possiamo magari aumentare ancora, come dire, le nostre spese, posizionando magari una bella università di legge, come dire la nostra facoltà di legge, per quindi eliminare tutte le problematiche inerenti alla nostra stazione di polizia. Sconfiggi la criminalità, se frequentata dagli studenti riduce il periodo di riabilitazione dei nostri cari criminali. Allora vediamo di posizionarla in una zona abbastanza adeguata, ovviamente senza creare problemi a delle particolari strutture, perché posizionando la nostra facoltà di legge ridurremo il periodo ovviamente dei nostri criminali, e sicuramente potremo andare ad eliminare anche questa piccola cella che sono andato a posizionare soprattutto in passato. Quindi allora vediamo di risparmiare questi 300 soldini, questi 700 soldini della nostra. Attenzione che forse c'è la piattaforma della polizia, maledizione, proprio posizionata sulla nostra cella, dannazione. Vediamo, facciamo una piccola modifica, vediamo di metterla tutto al piano di sopra. Scusate, Lupin e Gigen, vi fate un attimo. Oh, l'elicottero sta scendendo nella parte sbagliata. Attenzione ragazzo mio, vieni qui, perfetto. Ok, eccolo, vediamo di eliminare questa piccola cella di prigione, perfetto, e di aggiungere direttamente la nostra facoltà di legge per accogliere più cittadini e soprattutto per eliminare questo problema con la criminalità in maniera concreta. Però dobbiamo stare attenti a dove posizionarla. Vediamo un po'. Qui siamo abbastanza lontani dalla nostra zona, vediamo se possiamo posizionarla appunto da questa parte. Vediamo un po'. Ci servirebbe proprio una zona. Guardate un po' l'università, però quanto spazio va ad occupare. Vediamo un po'. Anzi, io direi di posizionarla qua sopra, visto che non ci sono particolari residenze. Perfetto, adesso come potete ben vedere abbiamo la possibilità di accogliere anche diversi studenti in questa nuova facoltà. Eccola qui la nuova facoltà di legge, eccola qui Law, e addirittura le classi continuano ad essere piene. Vediamo se possiamo invece fare qualcosa direttamente. Ecco, col nuovo potenziamento possiamo anche costruire la nostra facoltà di medicina. Allora intanto vediamo di attendere qualche attimino per cercare di ristabilire il bilancio, magari con altri $1000 in meno, cercando di incrementare la popolazione. Bene, sta andando tutto alla grande, come potete vedere stiamo aumentando anche la nostra educazione al massimo, siamo arrivati al terzo cappelletto quasi, perfetto. Continuano i criminali a rapinare i nostri negozi, però come potete vedere il nostro elicotterino sicuramente se la caverà bene nelle prossime ore. Vediamo cosa succede all'interno di questa stazione, vediamo un po', c'è un assassino a piede libero e soprattutto un mistero da svelare. Vediamo adesso cosa possiamo fare. Il detective Silmbombo risolverà tutti i nostri problemi. Svelti, dategli subito un ufficio. Mi sa che abbiamo dei particolari problemi con il bilancio, quindi sicuramente dovrà attendere qualche attimino. Allora, Maxisman potrà andare di nuovo alla caccia di feriti per cercare di lenire le nostre ferite. Molto bene. Vediamo come va all'ospedale. Perfetto, siamo nuovamente in auge. Dobbiamo eliminare questi dannati problemi. Come potete vedere, la nostra cittadina si sta evolvendo nella maniera migliore. Date un'occhiata alle grandi quantità di televisioni che vengono esportate ormai giornalmente, grazie soprattutto alle nostre grandi chicche della produzione, ovviamente di processori ma anche di carburante. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Come potete vedere siamo riusciti ad eliminare definitivamente, come dire, il nostro problema degli incendi, non abbiamo avuto più particolari problemi con il nostro nuovo camioncino, e magari un'altra aggiunta del mezzo NBCR non farebbe male alla nostra cittadina. Quindi cerchiamo adesso di attendere qualche attimino per ovviamente aumentare la nostra popolazione ancora di più. La nostra grande centrale di riciclaggio già ha ottenuto le tonnellate di metallo sufficienti, soprattutto con il passare del tempo la popolazione continuerà a riciclare, sicuramente otterremo dei vantaggi sicuri. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un voto e un commento, ma soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate per una nuova avventura, visto che sicuramente siamo arrivati al massimo delle nostre possibilità all'interno di questa città, avendo sviluppato delle particolari competenze in diversi ambiti, come per esempio l'ambito petrolifero, che davvero era sconosciuto, ma soprattutto anche diverse opportunità, come per esempio anche la nostra torre TV e il nostro maniero di Maxis. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo al prossimo gameplay ragazzi, ciao a tutti!